veut pas que je danse, c'est papa qui ne veut pas que je chante, c'est maman. Comment faire avec ces gens-là? Me voilà revenu encore ce soir et sans rien dire, j'ai mis mes longs bas noirs, ma guêpière, mes gants du soir. Oh papa, oh maman, surtout ne venez pas là. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas passer tout ça, comprenez-moi. Car danser et chanter, c'est pour moi toute la vie, la joie. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas passer tout ça, comprenez-moi. Car danser et chanter, c'est pour moi toute la vie, la joie. J'adore montrer mes jambes et mes appas et j'espère bien que ça ne vous déplaît pas. Je voudrais vous montrer tout ça. Vous pouvez donc regarder à loisir mon tralala, ma gorge et mon sourire. Je suis là pour vous divertir. Oh papa, oh maman, surtout ne venez pas là. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas passer tout ça, comprenez-moi. Car danser et chanter, c'est pour moi toute la vie, la joie. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas passer tout ça, comprenez-moi. Car danser et chanter, c'est pour moi toute la vie, la joie. Ciao bello! Chi siete? E che cosa fate nel mio camerino? Permettete che mi presenti, sono Luciano Penghier, giudice istruttore del Tribunale di Grey. Giudice istruttore. Oh mio Dio, e che cosa volete da me? Sono incaricato di compiere un'inchiesta e un sopralluogo. Nel mio camerino? No, sulla vostra persona. Sulla mia persona? Sono pervenute all'autorità giudiziaria circostanziate denunce da parte di alcuni cittadini, i quali vi accusano di aver gravemente offeso la morale pubblica cantando canzoni licenziose e presentandovi in pubblico in costumi piuttosto succinti. Ah, è per questo? Sì, signorina, il presidente del tribunale ha incaricato me di accertare la fondatezza di tali accuse. E va bene, accomodatevi, accertatevi, fate tutti i sopralluoghi che volete. Eccomi qua. Questo è il costume che indosso nel primo atto. Come lo trovate? Generoso. Sì, insomma, volevo dire, non si può negare che lasci un po' troppo vedere le gambe, le braccia, le spalle. E a voi dispiace di vederlo? A me? Tutt'altro io non chiedo di meglio, ma in questo momento io non posso guardarvi con gli occhi di Luciano Penghier, ma con gli occhi del giudice istruttore. E al giudice istruttore non piacciono le mie gambe, le mie braccia, le mie spalle? Certo, certo gli piacciono molto. Le trova incantevoli, ma appunto per questo, sì, insomma, signorina, io sono un pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni. Vi prego, lasciatemi continuare il sopralluogo. E va bene, continuate pure. Che cosa fate? Mi spoglio, se volete continuare a fare il sopralluogo sugli altri costumi. No, basta. Me l'immagino. Vi prego, rivestitevi. Perché? Vi faccio paura così? A me? No, a me no, ma al giudice istruttore. E non potremmo dimenticarlo un po', il giudice istruttore? Ma l'inchiesta, il sopralluogo. Ti aiuterò io a fare il sopralluogo. Je ne peux pas, je ne peux pas. Comprenez-moi. Comprenez-moi. Je ne peux pas, je ne peux pas. La vie. Basti, tout ça.
Gobet, Ma chi è? Gobet, sono io, Penglier. E cosa vuoi ancora? Lasciami dormire. Sono le 7. Gobet, ho fatto tardi. Cominciano le cause. No, non comincia niente, non abbiamo cause, ma il Presidente vuole che siano tutti al loro posto. Gobet! La strada! La strada è piena di gente, le luci accese, i negozi aperti. Abbiamo dormito tutta la notte e tutto il giorno. Non sono le 7 di mattina, sono le 7 di sera. Oh. È incredibile, è inaudito. Vi mando a chiamare per le 8 del mattino e vi presentate alle 8 di sera. Ma, signor Presidente, io... Silenzio. Abbiate almeno il pudore di tacere. È la prima volta che abbiamo bisogno del giudice istruttore. Il giudice istruttore non c'è, sparisce, si dilegua. Signor Presidente, io ho dovuto accorrere al capezzale di una mia zia moribonda. Ma no, basta, basta con la scusa della zia moribonda. Fatela morire una buona volta o cercate qualche altra cosa. Ditemi piuttosto, ieri sera, prima di accorrere al letto della vostra zia, siete almeno riuscito a parlare a quella donna? Quale donna? Ma come quale donna? La cosiddetta attrice che si esibisce scandalosamente al teatro Odeon. Non vi ricordate dell'incarico che vi avevo affidato? Ah sì, l'ho adempiuto scrupolosamente. Ho fatto un sopralluogo rigorosissimo e l'ho richiamata al rispetto della più rigida moralità. Posso assicurarvi, signor Presidente, che le è rimasta profondamente colpita dalle mie parole. Infatti, ce ne siamo accorti. Perché? Dopo aver scandalizzato il pubblico del teatro con l'esibizione delle sue nudità, si è fatta accompagnare all'albergo da un equivoco tipaccio e ha trascorso con lui la notte in vergognosi bagordi e ignobili schiamazzi, provocando l'indignazione e le proteste dei vicini. Ah sì? Ma questo non è niente. Pare che nel bel mezzo della notte lei e il suo compagno di orge, completamente ubriachi, si siano divertiti a gettare dalla finestra bottiglie per la via, minacciando l'incolumità dei passanti. Di fronte a questi atti gravissimi, io ho dato ordine che il teatro venga chiuso e ho invitato l'albergatore a rifiutare ulteriormente alloggio a quella donna. Ma ora c'è qualche cosa anche per voi. Per me? E nella vostra qualità di giudice istruttore dovete compiere immediate indagini per scoprire l'identità di quel vergognoso scavezzacollo che le è stato compagno di orge e di bagordi. Credete che sia proprio necessario? Sicuro voglio perseguirlo con tutto il rigore della legge. Gli atti da lui compiuti questa notte implicano, oltre alla responsabilità civile per i danni arrecati, anche una responsabilità penale che può e deve essere punita. Finalmente avremo anche noi un processo che farà chiasso. Signor Penglet, questa è la vera occasione che vi permetterà di mostrare la vostra abilità di segugio. Fatevi onore, signor Penglet. Indagate e scoprite chi è quel criminale. Signor Presidente, l'ho già scoperto. Davvero? Che bravo. E chi? Sono io. Voi? Sì, signor Presidente. Sono io che ho passato la notte con Gobet. Sono io che sono stato suo compagno di bagordi. Voi, il giudice istruttore? Ma è orribile, ma allora era lei, la vostra zia moribonda. Sì, signor Presidente, quella donna mi ha vinto, mi ha affascinato. Voi non potete immaginare la sua grazia, la sua bellezza, la sua forza di seduzione. È irresistibile, signor Presidente, irresistibile. Basta, è inutile che cerchiate le circostanze attenuanti. Ah, abbiamo un bel tribunale a Grey. Non c'è che dire, eravamo finalmente riusciti a imbastire un processo. E chi è l'accusato? Il giudice istruttore. Signor Presidente, volete le mie dimissioni? Cosa me ne faccio delle vostre dimissioni? Qui bisogna soffocare lo scandalo. Guai se si venisse a sapere una cosa simile. E pensare che proprio oggi ho ricevuto la circolare del Ministero della Giustizia sulla dignità della magistratura. Leggetela, leggetela. Papà, Nada, tell me to take a leaf of paper for packing. Ma voi capite l'inglese? No, signor Presidente. E come faccio a sapere quello che vuole? Ma vostra figlia parla soltanto l'inglese. Sì, da circa un anno ha preso una palla in testa. Una revolverata? No, che revolverato, una palla di tennis. L'ho mandata in Inghilterra a studiare l'inglese, ha preso una palla in testa e ha dimenticato il francese. Per sempre? No, che per sempre, forse giocando ancora a tennis. Spiegati, figliuola, che cosa vuoi? A leaf of paper.
Ah, ho capito, il pepe. Vai di là in cucina, te lo dà la cuoca. Vai, vai. Ma che fai? È venuta a prendere il pepe. Pepe, per far che? Ce l'hai mandata tu. Ma no, io voglio della carta per involgere. Ah, ecco, sì, ti Sto fai finendo di tornare. fare le Vai, valigie. vai. Ci lasciate, signora Presidentessa? Sì, parto fra 2 ore con Denise. Domani passeremo la giornata a Parigi, all'hotel della Paix. Poi andremo a Honfleur a trovare mio zio Maillefert. Sapete, il famoso Maillefert. Agle. È quello che ha inventato il pollo alla Maillefert, un cuoco celebre. Conoscete il pollo alla Maillefert? No, veramente no. Ah, è straordinario. Volete la ricetta? Ma che cosa vuoi che possa interessare la ricetta al signor Penglet? Perché, signor Presidente? Anzi, Ecco, lo vedi, il signor Pengli è un buon gustaio. io amo la buona cucina. Anche lui, per questo mi ha sposato. Prendi i giornali, vai di là a finire le valigie, vai. Guarda, guarda, ancora, se ai miei tempi io avessi pulito i tegami così in cucina mi avrebbero cacciata subito su 2 piedi. Sì, vai di là a lucidare, vai. Ah, vai. io mi ci devo specchiare in queste cose, specchiare. Perché ridete? Io non rido. Sì, ridete. Ebbene sì, ho sposato una cuoca. In un momento di follia ho sedotto quella donna, o è stata lei che ha sedotto me? Questo non l'ho mai capito bene, ma da quel giorno ho perduto tutto. Il decoro e l'appetito. Comunque, in 25 anni di matrimonio, non sono mai venuto meno ai miei doveri coniugali. Neanche in sogno, signor Penglet. E io arrossisco per voi. Ed esigo, intendiamoci bene, esigo che quella donna lasci immediatamente il paese. Ma come si fa così su 2 piedi? Spetta a voi convincerla ad allontanarsi senza inutili resistenze. È nel vostro interesse. Solo così potete attenuare la vostra responsabilità. Andate, signor Penglet. Vado, signor Presidente. Oh, arrivederci. Siamo pronti. Sì. Tieni, questo è per te. Cos'è? Leggi. Cosa devo leggere? Qui, sul giornale, c'è una notizia interessante. Quale notizia? Movimento nella magistratura. Oh, speriamo che questa volta muoveranno anche te. Ma sciocchezze, anche io devo seguire il mio turno. Sì, aspetta il tuo turno. Ti fai passare avanti da tutti. È naturale, uno che non parla, uno che non protesta. E intanto sono 20 anni che noi stiamo ad ammuffire qui a Greve. Oh, mamma, di carichi stretti. Di carichi stretti. Ma che vorrà? Chi lo sa cosa vorrà? Che bella idea che hai avuto di mandarli in Inghilterra in Presto, altrimenti prendete il treno. Andiamo, su, camminate, su. Tutti fanno carriera, anche i più stupidi. Lo sai che hanno combinato consigliere a Parigi? Chi? Rastabul. Ah, Rastabul è un cretino. Sì, sarà un cretino, ma intanto è stato capace di farsi strada. Ma sai perché Rastabul ha fatto carriera? Eh. Perché ha una bella moglie, una moglie compiacente, che si fa corteggiare da tutti i pezzi grossi del ministero. Beh, tu non hai forse una moglie? Ah? Io sono pronta, portami a Parigi, presentami i pezzi grossi e vedrai quello che sarò capace di fare. Oh, 2 ore, capisci? Mi ha dato 2 ore di tempo per lasciare l'albergo. Ma l'avrà da fare con me quel porco del tuo presidente. Lui non mi conosce. Io non sono una di quelle. Io sono un artista, una vera artista. Ho avuto il primo premio di tragedia al conservatorio. Davvero? Ho debuttato nell'Andromaca io. E la sera stessa sono stata scritturata per il Moulin Rouge. Ecco chi sono io, la donna che li ha usate spendere. Ma tu non protesti, non dici niente. Che vuoi che ti dica? Come Luciano Penglet deploro, ma come giudice istruttore. Oh certo, naturalmente, come Luciano Peglia ti piace divertirti, ma come giudice istruttore non puoi avere noie. Ma non importa, farò da sola. Tieni, chiudi la valigia. Avanti! Signorina, la carrozza è pronta. Bene, prendete quelle valigie e portatele giù. Tu mi accompagni, vero? Dove andiamo? Alla stazione. Niente stazione, a Via della Primavera numero 22, presto. Via della Primavera numero 22. Via della Primavera 22. Ma via della Primavera numero 22 abita il presidente del tribunale? È proprio da lui, caro, che voglio andare. Dovete che cosa vuoi combinare ancora? Semplicissimo, lui mi ha fatto cacciare via dall'albergo, tocca a lui trovarmi un altro alloggio. Ma, Gobette, potrebbe farti arrestare per oltraggio alla magistratura. Magari, pensa che pubblicità. Gobetti in carcere, tutti i giornali parleranno di me. Diventerò celebre d'un colpo, avrò dei contratti anche da Parigi. E io? Ma lo sai che proprio io dovrei arrestarti? Meglio, diventerai celebre anche tu. Tutti i giornali parleranno della nostra avventura. Sarà una réclame strepitosa. Ma io me ne infischio della reclama, io sono un giudice istruttore, non sono una ballerina. Gobette, non complichiamo una situazione che è già abbastanza complicata. Guarda, siamo ancora in tempo, il treno per Parigi parte a mezz'ora. Tra 10 minuti potremo essere alla stazione. Non ho nessuna intenzione di andare alla stazione. Il tuo presidente deve vedere chi è Gobette. Si deve ricordare di me per un bel pezzo. Ascolta, se tu non vai via, io sono rovinato per sempre. Il presidente ha detto che devo farti partire a tutti i costi. Solo così potrebbe dimenticare quello che ho fatto stanotte. E tu ci tieni tanto a dimenticare quello che hai fatto stanotte? Ah no, questa notte è stato il più bel giorno della mia vita. Non mi importa che sia l'ultimo giorno della mia carriera. Cocchiere, non andiamo più a Via della Primavera numero 22, andiamo alla stazione. Gobette, grazie, Gobette. Mi dispiace solo di non poter vedere quella faccia di mammalucco del tuo presidente. La vedrai, la vedrai. E dove? Alla stazione accompagna la moglie e la figlia che partono per Parigi. Il presidente resta solo? Sì, resta solo. Cocchiere? Non andiamo più alla stazione, andiamo a Via della Primavera numero 22. Oh, Gobette! Gobette! Gobette, fai impazzire, Gobette, mi fai impazzire.
presidente Tricoe? Non c'è? È alla stazione. Sì, lo sappiamo. Prendete queste valigie e portatele nella sua stanza da letto. Nella sua stanza da letto? Ma non so se... È uno scherzo, Sofia, è uno scherzo che vogliamo fare al signor Presidente. Uno scherzo! Ah, mi piacciono gli scherzi! Gobet, rifletti bene a ciò che vuoi fare. Voglio affrontare il tuo presidente. Vedremo chi è più forte di noi due. Lui ha l'arma della legge, ma anch'io le mie armi. Con lui non servirà, né un campione di virtù. Figurati che in 25 anni di matrimonio non ha mai tradito la moglie, nemmeno col pensiero. Oh, come eccitante tutto questo. Non ti eccitare, Gobet. Gobet, ragiona. Pensa a quello che fai, Gobet. Gobet, ma cosa avete da ridere voi? Niente, è solo scherzo. Deve essere divertente. Sei divertentissimo. Questa aria onesta, borghese e virtuosa. Mi sento commosso come la sera del mio debutto. Cosa fai? Ti spogli? Ma certo, preparo le armi. Adesso Gobet, sta tranquillo. guarda, tu Il mi tuo fai presidente lo impazzire. sistemo Ragiona un io. momento a quello che stai facendo, ti prego, Gobet, ragiona. Cosa succede ora? Mi raccomando, non dire al signor Presidente che c'ero anch'io. No, state tranquillo, che questo è per lo scherzo. Sì, anche questo, se parli di me rovini tutto. Tu non mi hai visto. Ho capito, ci sarà da morire da ridere. Prendo, scappo. Perché hai aperto la porta? Vi ho sentito venire su per le scale. Perché? Perché ridi, idiota? Niente, sono allegra. Beata te, mi ci un diavolo per capello. Beh, cosa significa questa ilarità? Smettetela di ridere, cretina. Scusatemi tanto, signor Presidente, ma non posso resistere, è più forte di me. Comandate altro, signor Presidente? No, non comando niente, andate pure Va là. bene. Ciao, bello. Chi siete? Che cosa fate qui? Chi sono? Sono Gobet. Gobet? Soubrette della compagnia Claret, la creatrice dell'operetta Gli amanti della Marchesa. Ma come avete osato? Chi vi ha permesso di introdurvi qui in casa mia? Voi, signor Presidente? Io? Ma certo, mi avete fatto cacciare via dall'albergo. Bisogna pure che dorma in qualche posto. E venite a dormire in casa mia? E si capisce, vostra moglie è partita. C'è il suo letto libero ed io ne approfitto, lo prendo, ecco tutto. Non vi sembra giusto? Sofia! Sofia! Non strillate così, sveglierete il vicinato. E tutti sapranno che Gobet è venuta a dormire con voi. Oh, se si sapesse una cosa simile io dovrei dare le mie dimissioni. Peggio per voi, se non mi facevate cacciare via dall'albergo non sarebbe successo niente di tutto questo. E poi vi dispiace tanto di addormentarvi vicino a me? Ma io dormire con voi? Siete così simpatico. No, basta, non posso più ascoltarvi. Oh, questi capelli arruffati, questo sguardo virile mi piace. Ma lasciatemi, io sono un uomo serio, un uomo di scienza. Anch'io sono una donna di scienza, la mia vale più della tua. Ti darò delle lezioni. No, io non ho bisogno delle vostre lezioni. Sì, ne hai bisogno, ti darò le lezioni e le ripetizioni. No, perderete il vostro tempo. Io devo confessarvi che, data la mia età, io ho perso la memoria. Non ti preoccupare, parte la no, risveglierò io. Misericordia. Che c'è? Sono rovinato. Perché? È orribile. Che cosa c'è di tanto orribile? Mi sta tornando la memoria. Ah, lo vedi? Hanno suonato alla porta. Sì, ho sentito. E chi può essere a quest'ora? E che ne so, va a vedere? Sì, vado. Il signor Tricone è il presidente del tribunale. Sono io, ma a quest'ora non ricevo. Permettete. No, è inutile che insistete. Se volete parlarmi, venite domani in tribunale dalle 9 a mezzogiorno. Sono Cipriano Godet. Il ministro guarda i sigilli. In persona. Scusate, signor ministro, non potevo immaginare. Accomodatevi, signor ministro. Prego, il cappello e il bastone, signor ministro. Prego, da questa parte, sì, grazie. E da questa parte il mantello, signor ministro. Scusate, signor ministro. Siete gentilissimi. Prego, signor ministro, da questa parte. Prego, signor
Signor Ministro, accomodatevi. Scusatemi se vi ho ricevuto così, vado di là a togliermi questa roba e mettermi la redente. No, per carità, mi darete un dispiacere, nessuna cerimonia. Prima di tutto, signor Presidente, ci tengo a scusarmi di essere venuta ad incomodarvi a un'ora così tarda. Non cosa dite mai, signor Presidente, sono io, anzi, che... Prego. Grazie. Contavo ad arrivare a Grey nel pomeriggio, ma ho avuto una panne in strada, un pneumatico scoppiato. Benissimo, volevo dire... E siccome devo ripartire domattina di buonissima ora, ho voluto venire ugualmente a farvi visita. Oh, che bella idea, signor Ministro. Avete ricevuto, non è vero, la mia circolare sulla dignità della magistratura? Sì, signor Ministro, sì. Degli scandali recenti e dolorosi hanno destato l'attenzione del governo. Oh. Quando si ha l'onore di giudicare i propri simili, bisogna essere al di sopra delle loro debolezze. Stavo per dirlo, signor Ministro. Ho dunque deciso di rendermi conto personalmente di ogni cosa. Ho percorso tutta la provincia. Ah, signor Presidente, è molto triste ciò che ho visto. La virtù si affievolisce. L'austerità non è più che una vana parola. Dovunque la donna, eterno nemico del magistrato, ha portato la sua influenza depravante. Bisogna pulire una buona volta le stalle di Augia. Sì, signor Ministro, bisogna pulirle. Il mio programma è sintetizzato in una parola. Epurazione. Epurazione. Basta con le avventure galanti. Sarò senza pietà. Se scopro una qualsiasi faccenda di donne, revoco inesorabilmente. Giusto, signor Ministro. Del resto voi non siete certo tra quelli minacciati dalla mia severità. Basta guardarsi d'attorno per rendersi conto che qui tutto è improntato alla più austera moralità e alla più seria e severa virtù. Perché fai, babbuccione? Perché non vieni a letto? Oh, scusate, non vi avevo visto. Sono io che vi chiedo scusa, signora, di turbare il vostro riposo onora simile, ma sono in giro di ispezione, come stavo appunto dicendo a vostro marito. Signor Tricone, volete presentarmi alla vostra gentile signora? Presentarvi a mia... Ma signor Ministro... Avanti, Agostino, che aspetti? Presentami il signore. L'onorevole Cipriano Godet, Ministro di Giustizia. Guarda sigilli. Perdonate, sono giunto come un intruso. Affatto, il re è sempre in casa sua, vero Agostino? Sì. Il re? Mi lusingate? Ti rappresenta la nazione, non è forse un po' il re? Oh, complimenti, caro Tricone. La presidentessa è una creatura deliziosa. Signor Ministro. Sì, è un po' timida, Prego, signor Ministro, una tazza di tè, un bicchiere di porto? Un po' di porto, magari. Presto, del porto e dei bicchieri, su. Del porto? Sì, se ve lo dice la signora. Andate. Ma è lo scherzo che continua. Sì, vai. Scusate, signor Ministro, è un po' scema. Che volete, qui in provincia siamo serviti così male. Ma c'è sempre ancora qualche vera padrona di casa. Oh, signora Presidentessa, vi citerò come esempio a tutte le mogli dei magistrati. Va sicuro che non mi aspettavo di trovare qui, in questo angolo di provincia, tanto fascino e tanto garbo. Basta vedervi per capire subito che siete parigine. Ma no, signor Ministro, io sono soltanto una piccola provinciale. Scusate, ma me ne intendo. Una provinciale non veste così. Oh, ma l'ho fatto da me. Oh, ma avete proprio tutte le virtù. Questo è il colmo. Ecco il porto. Serve altro. No, mettete lì, andate. Insomma, volete andare sì o no? Sì. Andate? Vado. Andate spesso a Parigi, signore? Oh, mai, signor Ministro. Mio marito è un tale orso. Ma come, caro Presidente? Signor Ministro, abbiamo un grande affare qui in tribunale e allora... Ma saprete se no una causa all'anno? Sì, appunto, ma noi la studiamo, la approfondiamo, ne sviluppiamo tutte le possibilità e... Capisco, accomodatevi. Grazie. Capisco, ma il lavoro non basta, ci vuole anche un po' di distrazione in una cittadina come questa. Oh, ma ci si abitua, signor Ministro. E poi ogni tanto ci sono degli spettacoli, vero tesoro? Sì. Infatti ho visto i manifesti, un'operetta mi pare, con una certa... Gobet. Ecco, appunto, sì, Gobet. La conoscete? No, ma dicono che sia straordinaria. Oh, le solite esagerazioni, senza dubbio. Ci siete state? Oh no, per carità. Pare che sia un lavoro un po' spinto. Un magistrato deve dare buon esempio. Io ho preferito astenermene. Signor Presidente, avete una sposa modello. Signor Ministro, ci dirà un signore che chiede di lei. Ride sempre, questo è strano. Oh, il mio segretario particolare, venite avanti, Ottavio. Signora. Il signor Ottavio Rosimò, la signora Tricone, il presidente Tricone. Siete stata all'albergo? Nemmeno una camera libera, signor Ministro. Perbacco. Non c'è che il biliardo libero. Il biliardo? già. Il biliardo? Bisogna rassegnarsi. Oh, signor Ministro, vuoi dormire su un biliardo? Non lo permetterò mai. Ma signora, non saprei come...
Spero che ci farete l'onore di passare la notte sotto il nostro tetto. Signora Presidentessa. E presto, preparate per il signor Ministro la Camera dei Forestieri. La Camera dei Forestieri, qual è? Ah, già, davvero che distratta. Dimentico sempre di averla trasformata in guardaroba. E preparate la Camera del Padrone. Ah, no, non potrei permetterlo, darei troppo disturbo. Signor Ministro, ci fareste un vero piacere accettando la nostra modesta ospitalità. Vero tesoro? Sì, Andate, Sofia, andate via. Sì, in tal caso cedo alla gentile violenza. Caro Rosimond, voi dormirete sul biliardo. Va bene, signor Ministro. Il signor Ministro desidera altro? No, andate, buonanotte, amico mio. Signora Presidentessa, signor Presidente, signor Ministro. Cercate di non stare troppo male sul biliardo. Ah, signor di fare delle carambole. Buonasera. Le camere sono pronte e queste sono le candele. Ma non se ne sono ancora accorti che è tutto uno scherzo, vita mia. Ancora una volta, signora Presidentessa, mille scuse per tanto incomodo. Oh, per carità, signor Ministro, siamo noi piuttosto che facciamo appello alla vostra indulgenza. Sapete, non abbiamo ancora l'elettricità. Queste candele non si accendono mai. No, nelle vostre mani sono proprio senza scusa. Signor Ministro. Perdi qua, signor Ministro. Vi auguro la buonanotte, signor Ministro. Ed io, signora Presidentessa, vi auguro i più dolci sogni. Signor Ministro, avete tutto quanto vi occorre? Sì, caro Presidente, signora Presidentessa. Buonanotte, signor Ministro. Buonanotte. Ed ora noi due, eh? Non strillate, potrebbe sentirvi. Ma non vi rendete conto di quello che avete fatto? Io che non ho mai mentito in tutta la mia vita, io che ho un passato integerrimo di virtù, precipitare in questo abisso di menzogne e di abiezioni. Piantala con questi piagnistei. Dovresti ringraziarmi. Ah sì, piuttosto. dovrei anche ringraziarvi dopo il tiro infernale che mi avete giuocato. E come no? Ho salvato brillantemente la situazione. Vi ho servita calda una donna di mondo che ha incantato il vostro ministro. Ma già, il ministro, oh, che cosa accadrà quando verrà a saperlo? No, non verrò a sapere nulla perché domani mattina partirà. Peccato però, mi piaceva. Mi ricorda Eugenio. E chi è Eugenio? Ah, non mi ci far pensare. Beh, andiamo a Nanna? A Nanna dove? In camera mia, la tua l'hai ceduta al ministro. Vedi la mia generosità, ti offro ospitalità. No. Poco fa ho avuto un momento di smarrimento, ma ora ho ritrovato il dominio su me stesso e le vostre peccaminose seduzioni non avranno più presa su di me. O preferisci dormire solo? In camera da bagno dormirò nella vasca. Attento, attenta a non annegare. E domani mattina, appena il ministro partirà, voi lascerete immediatamente questa casa. Ma sì, certo. Buonanotte, idiota. Buonanotte, Messalina. Scusate, non trovo il mio necessaire. Forse è rimasto qua. Ma Sofia l'ha portato di là. Si vede che l'avrà messo sotto il letto. Il signor Presidente si è già coricato? Oh, sì, dorme già profondamente. Ha un sonno profondo. Quando dorme non lo sveglierebbero nemmeno le cannonate. Adesso cercherò di dormire anch'io. Buonanotte, signor Ministro. Signora Presidentessa. Mi si è spenta la candela. Oh, ve la riaccendo subito. Grazie. Conserverò della vostra ospitalità un ricordo incancellabile, credete? Signor Ministro. Oh sì, è il governo che avete accolto, insomma, il governo che era sul lastrico. Se fossimo in tempi migliori avremmo eternato l'avvenimento con una placca di marmo sul muro della casa. In tempi migliori, ma siete quasi reazionaria, signora Presidentessa. Ho il sentimento dell'autorità. Ecco tutto, signor Ministro. E come avete ragione. Oh, signora Tricot. Signor Cipriano Godet. Buonanotte, signora Presidentessa. Buonanotte, signor Ministro. Oh, mi si è spenta la candela. Oh, adesso tocca a me di venirvi in soccorso. Grazie. Perché sorridete? Perché abbiamo dei candelieri come sotto l'antico regime. Oh, bene, prego, non parlate più dell'antico regime, me lo fareste rimpiangere troppo. Aveva il suo lato buono. Il re era dovunque in casa sua. È vero. Poteva dare ascolto al suo cuore senza preoccuparsi d'altro. Infatti lo poteva. Se viaggiando in provincia incontrava una donna deliziosa, incantevole, fosse anche stata la moglie di un presidente della corte, le diceva ti amo. Sei la sola donna, veramente donna, che io abbia mai incontrato. Ed essa rispondeva. Sì, re, sono vostra. Oh, signora. Oh, addio, signor Ministro. Sì, avete ragione. Oh, la mia candela si è spenta di nuovo. Anche la mia. Aspettate, ci deve essere una scatola di fiammiferi sullo scrittoio.
Oh, La vostra mano, la vostra mano. Eugenio. Eugenio, no? Cipriano. Cipriano. Oh, fa lo stesso, Cipriano, Cipriano mio. Che cosa fate con questo portacenere? Vado a vuotarlo, è pieno di mozziconi e di sigarette. Il signor ministro fuma come un turco. Già, si illude di eccitare col fumo un'intelligenza che non c'è. Non c'è. Non tocca a voi votare i portaceneri. È un'incombenza che spetta alla moglie del portiere. E la moglie del portiere ha partorito stanotte. Questa non è una buona ragione. I mozziconi di sigarette del signor ministro possono benissimo aspettare che quella povera proletaria sia in condizioni di riassumere le sue funzioni. Ma perché, signor Marius, ce l'avete tanto col nuovo ministro? Che cosa va fatto? A me, niente. È un settentrionale, ecco tutto. E per questo lo odiate. Odio, no. Lo disprezzo. Da quando io occupo questo posto di capousciere, sono quasi 30 anni, tutti i ministri sono stati sempre meridionali. Era una tradizione sacra. Questa è la prima volta che un settentrionale osa sedersi su questa poltrona. Io non posso impedirgli di fare i ministri, ma cerco come posso di rendergli impossibile la vita. Ecco, i giornali, per esempio, io li dispongo in modo che prima di tutti gli capitino sotto gli occhi quelli che parlano male di lui. È un nulla, una piccolezza, ma basta a metterlo di cattivo umore per tutta la giornata. Ecco. Il signor ministro non è ancora venuto. No, se la prende comoda. Tutti sono al loro posto da più di un'ora, tranne lui. Bell'esempio. E credete che tarderà molto? Chi può dirlo? Da un settentrionale bisogna aspettarsi di tutto. Perché? Avete fretta? Si sposa mia nipote a Passy. Io sono testimone. Il matrimonio è fissato per mezzogiorno. Io dovrei prendere il treno delle 10:30. Chiamate subito il mio segretario particolare. Oh, giusto voi, viene sì. Se il signor ministro vuole firmare il decreto che deve comparire domani sulla Gazzetta Ufficiale. Bene, bene. Piuttosto andate a cercarmi l'incartamento Tricoin. Tricoin? Chi è Tricoin? Non lo sapete? Un magistrato di alto valore. Il presidente del tribunale di Gré. È la prima volta che lo sento nominare. I buoni giudici non fanno mai parlare di loro. La virtù s'accoppia sempre alla modestia. Andate, andate. Ma... Su, avanti, sbrigatevi, fate quello che vi ho detto. E voi mandate via tutti, oggi non posso dare udienza. Questo è Tricoin. Sarà un altro settentrionale. Mia moglie che mi aspetta alla stazione. Mi toccherà prendere una carrozza. Sei pura come un giglio, sei pura come un fiore. Ah, questa poi! Canaglie! Farabutti! Il signor ministro ha altri ordini? Andate all'inferno! Bene, signor ministro. Un momento. Ho detto 1000 volte di far portare via la cassa della legge. Ho dato gli ordini al personale competente. Me ne infischio del personale competente. Questa cassa deve sparire subito. Bene, signor ministro, provvederò. Un momento. Guardate quest'arnese. Guardatelo bene. Che ne dite, eh? Dico che è un tagliacarte, signor ministro. No! No. Non è un tagliacarte. Non è. È un'indecenza. E questi calamai, questo portacenere, tutti questi ottoni non sono stati puliti dai tempi dell'impero. Signor ministro, vorrà scusarmi, ma della polizia è incaricata la moglie del portinaio. Ebbene? La brava donna ha partorito questa notte 2 gemelli. Non si può pretendere da lei che nello stesso tempo faccia dei figli e pulisca i calamai. Ma ci sarà bene a Parigi una donna disposta a lucidare 2 gemelli? Oh, cosa mi fate dire? Sì, insomma, incaricate qualcuno. Oh, Ottavio, bravo, vi aspettavo, venite, venite. Vi aspettavo. E voi andate pure. Ottavio, sono pazzo. Come? Pazzo d'amore, pazzo di passione. Non sono mai stato così innamorato. Vi capisco, signor ministro. Angelina è una donna deliziosa. Ma che Angelina? Chi parla d'Angelina? Ah, quella è un'avventura finita, anzi, non voglio più vederla. Bisogna che la faccia scritturare all'Odeon, così non se ne parla più. Allora si tratta di una nuova avventura? Sì, la più bella, la più inebriante, la più appassionata della mia vita. Imprevista, emozione, sensualità, delirio, follia. Ne sono ancora tutto fremente. Lo vedo, signor ministro. Non è mica una donna, sapete? No? No, sono 2. Una appassionata e sensuale, l'altra sdegnosa e pudica.
Una provocante come una cortigiana, l'altra casta come un'educanda. Una tutta promesse, l'altra tutta rifiuti. Perbacca. Immaginate una dama del gran mondo, amabile, riservata, una marchesa dell'antico regime. E poi immaginate la sintesi delle grandi amatrici. Thais, Frina, Aspasia, la sintesi di tutti i piaceri, di tutti i peccati. Una baccante, ecco, una vera baccante. Non posso dirvi il suo nome, la discrezione me l'impedisce. È maritata. La vacante? Sì. E la marchesa? Anche lei. E i mariti? C'è un marito solo. Un marito con 2 mogli? Ma no, c'è una moglie sola, lei. Lei che vale per 2. Prima di conoscere quella donna io ero un ingenuo, un principiante. In una notte mi ha rivelato un mondo. Ma che dico un mondo? Un universo. Quella donna è un'enciclopedia dell'amore. E pensare che vive nascosta, ignorata, in un angolo sperduto di provincia, in un microscopico capoluogo di circondario, a Gré. Ah, ma allora l'ha conosciuta in casa del presidente del tribunale. Accidenti, mi sono tradito. La signora Tricoen. Sì, lei. Se siete un gentiluomo dovete dimenticare tutto quello che vi ho detto. L'ho già dimenticato. Bene, bravo. Allora posso dirvi il resto. Verrà qui questa mattina. Sì, inventerà la scusa di dover fare delle compere perché il marito non sospetta. A proposito, il marito di una donna così incantevole non può restare confinata al tribunale di Gré. Ho bisogno di vederla tutti i giorni. Lui? No, lei. Bisogna trasferirla a Parigi. Parigi? Non mi pare che un tale avanzamento sembrerebbe sospetto. Credete? Certamente. Nominatelo a Béziers. Béziers troppo lontano, devo averlo vicino. Lo nominerò a Versailles. Versailles? No, Versailles è stata promessa al nipote del senatore relatore del bilancio. A Melun? Melun promesso al cugino del presidente del Consiglio. Ah, è vero. A Tours? A Tours. Oh, bravo, giusto voi. Preparate subito un nuovo decreto. Il signor Tricoin è nominato presidente a Tours. E il signor Durantel? Durantel, mandatela a Gré. Ma io... Presto, non fatemi perdere tempo, voglio firmarlo subito. Prenderò il treno delle 10:50. Signor Ministro, c'è una signora. Lei! È lei! Finalmente! È la signora Angelina. Accidenti al diavolo! Proprio adesso! Ditele che mi scusi, che devo andare al Consiglio dei Ministri e che passerò io da lei appena mi sarà possibile. Bene, signor Ministro. Un momento. Dovrà venire la moglie del presidente del tribunale di Gré, la signora Tricoin. Fatela passare subito nel mio studio. Bene, signor Ministro. Non capisco. Dovrebbe già essere qui. Vi prego, fate un salto all'albergo centrale. Chiedete se la signora Tricoin è arrivata. Va bene. Ho la febbre. Sono sui carboni ardenti. Vi capisco. Vado subito, signor Ministro. Signorina? Mi avete annunziata, signor Ministro? Sì, appena vi ho nominato ha subito detto accidenti al diavolo. Ah, così ha detto? Sì, così. Poi mi ha incaricato di dirvi che è occupato, molto occupato col Consiglio dei Ministri. Non è vero niente. Aspetta un'altra donna. Allora vuol piantarmi? Sì, credo che ne abbia tutte le intenzioni. Ah, questa la vedremo. Non creda di potersi sbarazzare tanto facilmente di me. Non conosce le marsigliesi? Marsigliese? Voi siete marsigliese? E come no, sono nata nella Canebière. Sono marsigliese anche io! Potete contare su di me, sono a vostra disposizione. Grazie. Andrò a casa sua e gli farò una scenata d'inferno. No, e perché a casa sua? Qui, al Ministero! Fate succedere un bello scandalo, ne parleranno tutti i giornali. Chi è l'altra donna? Ma non so, sarà la moglie di un magistrato che vorrà far ottenere una promozione a suo marito. Le solite porcherie. Lasciate fare a me. Troverò io il modo di scoprire la verità. E come farete? Ho il mio sistema. Aspettate fuori, di fronte al Ministero. Quando io sventolerò un fazzoletto, venite su. Vedrete. Ci sarà da divertirsi. Scusate, la signora Tricoin è ancora in albergo? No, signore, è uscita proprio in questo momento. E non sapreste dirmi dove è andata? Veramente no, signore. È andata al ministero, signore. Al Ministero. Grazie. Vai. Ma voi come lo sapete? Io so tutto, signore. Signorina, che piacere rivederla. Vi ricordate di me? Del nostro viaggio da Dieppe a Parigi 15 giorni fa? Ah, ci siamo detti tante cose. Voi parlavate in inglese, io in francese. Non abbiamo capito niente, ma non importa. Io vi ho preso le mani. Voi avete sorriso.
Poi avete appoggiato la vostra testolina qui sulla mia spalla e avete dormito. Io da quel giorno, signorina, vi amo pazzamente. Capite quello che vi dico? Oh, che disperazione. C'è qualcheduno che parla inglese in questo albergo? Io! Ancora voi? Permettete? Posso. Agente interprete. Agente di fuori, interprete qua dentro. Parlate l'inglese? Ma certo, signore. Ah, bene, allora dite alla signorina che sono innamorato di lei, che voglio sposarla. Ditele che mi chiamo Ottavio Rasimon, sono il segretario particolare del ministro. Per Bacchum superiore, ai vostri ordini, signor Rosimon. Ah, non posso trattenermi, il ministro mi aspetta, gli chiedo il permesso e torno subito. Voi intanto intrattenetela. Su quali argomenti? Ah, ma sulla bellezza del matrimonio. Non lasciatevela sfuggire, sorvegliatela fino al mio ritorno. Veramente il mio servizio è quello di regolare la circolazione? Ah, lasciate andare, la circolazione funzionerà meglio senza di voi. Ora il vostro servizio è questo, ordine del ministro. Sì, signore. A fra poco, amore. Vado e torno subito. Dimmi almeno come ti chiami. Giovedì. Giovedì? Ah, no, me lo direi poi, eh? Arrivederci. Arrivederci! Goodbye! Ma perché, signor Marius, mettete il campanello sotto il cuscino? Preparo un piccolo scherzo al signor ministro. Se si abbandona ad un'avventura sentimentale, il campanello comincia a suonare. Io accorro subito e così gli rovino la festa. Oggi appunto aspetto una signora, pare che sia la nuova favorita. Anzi, ricordate, è la signora Tricoen. Appena arriva, fatela entrare. Andate, Francesco, che ho molte cose da fare, molte cose. Desiderate, signore? Oh, scusate, vorrei parlare col signor ministro. Io sono la signora Tricoin, moglie del presidente del tribunale di Grey. Prego, signora, accomodatevi. Il signor ministro vi aspetta. Mi aspetta? Oh, ma siete matto, giovanotto, se non sa neanche che io sono a Parigi. Evidentemente il signor ministro lo sa. Ha dato ordini precisi. Beh, la polizia è sempre così ben informata. Il signor ministro verrà fra un istante. Scusate, questo è proprio lo studio privato del signor ministro, eh? Sì, signore. E dite, giovinotto, è vero che il ministro è un donnaiolo, sempre attaccato alle sottane? Beh, perché vedete, ci sono due specie di donne, quelle che vogliono e quelle che non vogliono. Però quelle che non vogliono finiscono quasi sempre per volere. Già, scusatemi, signore. E andate pure, giovinotto. Ma che orrore! Ah, questi oggetti devono luccicare. Ah, la donna degli ottoni. Ehi, buona donna. Signor ministro! Non avrete intenzione di illustrare gli ottoni proprio nel mio gabinetto? No, scusate, sì, mi sono permessa, ma l'usciere mi ha detto che il signor ministro mi stava aspettando. Sì, vi aspettavo, ma non adesso. Oh. Dopo la chiusura degli uffici. Oh, signor ministro! Come siete elegante. Cos'è domenica oggi? Perché? Che bel cappellino. Oh. Sembrate un'aiuola. Visto che ci siete, prendete e andate di là, nell'altra camera a Il lustrare. signor ministro desidera che io... No, signor ministro, sì, lei sarà contento di me, signor ministro. Scusi, signor ministro. Calma. Io la ringrazio tanto, signor ministro. Ma quando mi ci metto io, tutto deve luccicare, signor ministro. Grazie, signor ministro. Non è male. Signor ministro. Oh, giusto voi. Vi pare questo il momento di far lucidare gli ottoni? Come? Un'altra volta, aspettate che gli uffici siano chiusi. Avete capito? Ma, signor ministro, Non c'è ma che tenga. Insomma, sentiamo. Che cosa volete? c'è la signora Tricoen. La signora Tricoen? E che cosa aspettate a dirmelo? Che cosa aspettate a dirmelo? Fatelo entrare subito. E mi raccomando che nessuno venga a disturbarmi se non sono io. Signor ministro, Voi? Siete voi? non mi disturbo. Disturbarmi, ma che dite? Siete in casa vostra. Sono così turbata, così commossa. Se sapeste che emozione provo nel trovarmi in questo austero palazzo, sembra che il soffitto debba cadermi sulla testa. È deliziosa questa vostra emozione. Mi sento una povera piccola cosa, fragile e spaurita.
est al cospetto di Assuero. Oh, che cultura! Vi assicuro che Assuero è il più commosso fra noi due. Davvero? Non mi avete ancora dimenticata? Dimenticata? Come si può dimenticare una notte d'ebbrezza, di voluttà? Tacete, non mi fate arrossire. Grazie, grazie. Grazie per essere venuta. Signor Ministro, dovete concedermi un grande favore. Già accordato. Non dovete più tornare a Grey. Va bene, non ci tornerò più. E nemmeno voi. Oh, io no, certamente. Cioè, volevo dire, io dovrò tornarci per forza. No, voi non dovrete più tornarci. Vostro marito è stato promosso. L'ho trasferito a Tours. Perché? Per avervi più vicino. Tours è a 2 ore da Parigi. Potrò venirvi a trovare tutti i giorni. No, per carità, non voglio. Perché sarei troppo imbarazzata di fronte a mio marito. Voi siete la sola colpa della mia vita. Sarei piena di vergogna, piena di rimorsi. Oh, vi scongiuro, non sarebbe delicato da parte vostra. Che nobiltà di sentimenti, che purezza d'animo. Siete veramente una donna onesta. Davvero? Oh, avete una sensibilità così raffinata, un rispetto così scrupoloso nei doveri coniugali. Vostro marito dovrebbe esserne fiero. Ebbene sì, obbedirò al vostro desiderio. Non verrò da voi. Sarete voi che verrete da me. Ma sì, quando mi sarà possibile. Sempre, sempre, tutti i giorni. Se non volete farlo per me, fatelo per la patria. Cosa c'entra la patria? C'entra. Ah, se non vi vedessi tutti i giorni diventerei nervoso, irrequieto. Trascurerei i miei doveri di ministro. Ma che dite? È mai possibile che una piccola provinciale come me possa avere una così grande influenza? Enorme, enorme, signora. Da quando sono tornato non ho pensato che a voi, al vostro corpo meraviglioso, alle vostre spalle, alle vostre braccia e a quel neo che avete lì vicino al collo. Se chiudo gli occhi lo rivedo. Mi fa impazzire, mi affascina. Lasciate che vedo se c'è ancora. Ma certo che c'è. Cosa volete che ne abbia fatto? Voglio assicurarmene. Ma badate, potrebbe entrare qualcuno. Cosa fate? Non vedete? Voglio vedere il neo. Eccolo, è qui, è lui, è proprio lui. Cipriano, caro. Benissimo. Ho paura che questa storia finisca male. No, finirà benissimo. No, Cipriano. Divinamente. No. Calma. Il signor ministro ha suonato? Ma che suonate? Siete pazzo? Il signor ministro ha suonato e suona ancora. Io? Che volete scherzare? Il signor ministro non suona più. Chi ha messo questo campanello sotto il cuscino? Non so, probabilmente il signor ministro lo avrà fatto scivolare nel corso della sua animata discussione con la signora. Va bene, andate via adesso. Devo avvertire il signor ministro che c'è il procuratore generale. Oh, perbacco, e dov'è? Eccolo. S'accomodi! No, un momento. Accomodatevi, signor procuratore. Un momento. Oh, buongiorno, signor procuratore. Come va? La trovo benissimo. Bravo. Vogliamo andare nella sala di consiglio? Dopo di lei. Prego. Grazie. La vacante. La signora Ticoen. Sì, ma voi chi siete? Mi pare di avervi già visto. Sì, sono il segretario particolare del ministro. Posso permettermi di chiedervi che cosa fate qui nel mio studio? Sì, aspetta appunto il ministro. Mi ha detto di entrare qui un minuto e non l'ho più visto. Anzi, andate a vedere che cosa fa. Sì, vado subito. Non c'è. Il ministro non c'è. E dove è andato? E chi lo sa? Sì. Poco fa ho avuto un piccolo svenimento. Mi capita spesso. Il vestito mi stringeva e allora ho dovuto slacciarlo. Anzi, deve essere rimasto di là. Andate a vedere, per favore. Sì, vado subito. Lo trovate? No, non ancora. Guardate, deve essere per terra. Non si vede. Oh! Che c'è? Ah, c'è il fattorino che è venuto a portar via la cassetta per la legna. È quella? Sì, portatela via.
Niente. Non ho trovato niente. Ma com'è possibile? Non sarà mica volato via. Siete sicura che l'avevate quando siete venuta qui? E come no? Credete forse che vada in giro così? Adesso chissà cosa penserete di me. Oh, signora, penso che siete una donna incantevole. Davvero? Sì. Anche voi siete tanto, ma tanto simpatico. Adesso sì che luccicano. Oh. Finalmente sono riuscita a ripararmi. Oh, scusi, signor Ministro, io ho finito. Avete finito? Sì. Che cosa volete adesso? Ecco, se il signor Ministro permette, io vorrei... Ecco, prendete, lustrate anche questo. Il signor Ministro desidera veramente che io lustri anche questo... Andate, Sì, buona signor donna, Ministro. visto che ci siete. Andrò, Su. sarà fatto, signor Devo Ministro. ricevere gente, Lo farò scusate. senz'altro, signor Ministro. Certo, signor Ministro. Signora? Oh, voi, signor Ministro? Cosa facevate lì? Ah, stavo compulsando dei documenti. Non c'era la signora Tricone? No, signor Ministro, non c'è nessuna. Si vede che se n'è andata. Già. Avrà perduta la pazienza. Meno male che ha ritrovato il suo vestito. Che donna, amico mio. Che donna. Non si può resistere. Non si può resistere al suo fascino. A chi lo dite? Non potete immaginare la sua forza di seduzione. La immagino. No, non potete immaginarla. Sì, signor Ministro, non posso immaginarla. Bene. Bisogna che mi ricordi di firmare il decreto che nomina il suo marito a Tours. A Tours? Ma non le pare un po' troppo distante? Come? Già, da Parigi a Tours ci vogliono almeno 2 ore di treno. Immagino siano molte per il vostro desiderio. Già, un po' troppe. Dove lo mandiamo allora? A Blois? Blois ci vuole sempre 1 ora più di treno. Ma perché, signor Ministro, non lo trasferite addirittura qui, a Parigi? Parigi? Già! Ma se avete detto poco fa che potrebbe scoppiare uno scandalo. Ah, sì, se lo nominaste presidente del tribunale. Ma potreste invece dargli un incarico qui, al Ministero. Non so, per esempio, direttore del personale. Per un vecchio magistrato sarebbe una carica adatta, non vi pare? È un'idea. Bravo, giovanotto. Ma avete dato un prezioso consiglio. Bisogna provvedere subito. Andate a dire che... Cioè, no, lasciate stare, è meglio che vada io. Va bene. Signore. Se n'è andato? Sì, presto. Bisogna approfittare dello sassetto. Dovete uscire di qui prima che egli ritorni. Già, e come faccio? Sono mezza nuda. Già, è vero, oh mio Dio. Che tragica situazione. Ma che tragica, non dire sciocchezze. Io la trovo divertentissima. Peccato che ci abbiano interrotto. Perché non ricominciamo? Caro, vieni sì. Signor Ministro, ecco il decreto per la nomina del signor Tricoin a Tours, se volete firmare. Tutto cambiato, caro Bienassi. Il signor Tricoin non va più a Tours. Non va più? No, l'ho nominato direttore del personale. Allora bisogna rifare il decreto? Sì, subito, voglio firmarlo immediatamente. Avanti, signor Bienassi, non perdete tempo. Preparatelo e portatelo. Prenderò il treno delle 11:30. Come? No, volevo dire, mia moglie mi aspetta alla stazione. Questo non mi riguarda. Avanti, preparate il decreto. Voi restate qui, Io vado a vedere se trovo qualche cosa da mettervi addosso. Ma mi lasci solo anche tu? Già, per forza è necessario che sciate di Ma qui. io non ho nessuna fretta, ci sto benissimo. Non sarebbe meglio tornare al tuo studio? No, è meglio no. Voi restate qui, io torno subito, restate qui. Oh. Oh, signora, siete tornata. Credevo che ve ne foste già andata via. Già, bravo. E come facevo ad andarmene senza il vestito? Ma come, non l'avete ritrovato? No, l'avevate voi. Dove l'avete messo? Nella cassa della legna. Deve essere ancora lì. Dov'è la cassa della legna? Oh, perbacco. Non c'è più. Sparita anche quella? Pare di sì. Adesso mi informo. Vi prego, signora. Andate un momento di là. Ancora? Un momento solo. Però,
È più facile entrare in un ministero che uscirne. Lo dite voi? Per un ministro è tutto il contrario. Il signor ministro ha suonato. Dov'è la cassetta della legna? Ah, la cassetta della legna è in viaggio per il deposito generale, secondo gli ordini che mi ha dato il signor ministro. Come? Al deposito? E il vestito che c'era dentro? C'era dentro un vestito? Ma sì, lo sapete benissimo. Avete visto quando ce l'ho messo? Ah, io non ho visto nulla, signor ministro. Ah, non avete visto nulla, eh? Oh, io non vedo mai niente, signor ministro. Bene, bene. Quella cassa deve ritornare immediatamente qui. Incaricate subito qualcuno che vada al deposito a ritirarla. È inutile, signor ministro. La cassetta per la legna non potrà essere al deposito prima delle 6. Perché? Perché il furgone cui è stata affidata deve compiere il suo giro che terminerà appunto alle 6. Maledizione! Il signor ministro ha altri ordini? Sì! Levatevi dai piedi! Benissimo, signor ministro. E sappiate che non ci sono per nessuno oggi. Per nessuno, avete capito bene? Bene, signor ministro. E ora come la rivesto? Come la rivesto? Adesso sì che luccicano. Io spero che il signor ministro sarà contento. Volete guadagnare 500 franchi? 500 franchi? Spogliatevi subito. Spogliarmi, perde il denaro, ah mai! E che cosa volete allora? Mio marito aspetta da 20 anni di essere promosso. Vostro marito sarà promosso, ma spogliatevi! E se rifiutassi? Sarà restituito immediatamente! Allora non ho il diritto di rifiutare. Cosa mi devo togliere? Tutto, tutto! Oh, Agostino mio, lo faccio per te. Svelta, signora, non c'è tempo da perdere. Oh, che impazienza! Svelta, Oh, così. come mi desidera! Oh, questi uomini politici! Ah, come mi desidero! Oh, Su, signora, il vestito. sono pronta. Il vestito, Oh, signora. sì, non si disturbi, signor ministro, lasci pure. Su, e adesso andate di là. Come di là? Andate di là. Non è meglio qui, signor No, ministro? nel mio ufficio è impossibile. Dall'altra parte andate. Via, via. Di là. È un brutale! Ecco, signora, siete salva. Ma dove avete preso questa roba? Me l'ha data la donna che lucida il gettone. Bisogna che vada a tiata per il momento. Entro questa sera vi farò riavere i vostri vestiti. Così. Ecco. Potrei farmi annunciare al signor ministro? Il signor ministro non riceve oggi. E se voleste passare la mia carta da visita, forse potrebbe fare un'eccezione. Non credo. Signor Marius, c'è il signor Triquin, presidente del tribunale di Grey. E chi è? Il marito di quella signora che il ministro aspettava questa mattina. La signora Icamicia? Dobbiamo mandarlo via, impedirgli di incontrarsi con sua moglie. Ma niente affatto. È una splendida occasione. Accomodatevi, signor Tricoin. Il signor ministro sarà lietissimo di ricevervi. Ma non vorrei disturbare. Ma no, ma nessun disturbo. Che orrore! Devo far spavento con questa roba addosso. Siete sempre adorabili. Ma mi casca da tutte le parti, se ci fossero delle spille. Ne ho io, ve le porto subito. Non vorrei disturbare. Signor ministro? Voi! Signor ministro, io non volevo disturbare, ma lui ha insistito per farmi entrare. E allora di far bene. Ah, sì, certo, avete fatto benissimo. Grazie, signor ministro. Prego, accomodatevi, caro presidente. Che bella sorpresa. Non m'attendevo di vedervi a Parigi così presto. Grazie. Accomodatevi, prego. E qual buon vento? Il rimorso, signor ministro. Vengo a liberare la mia coscienza. Come? Un magistrato che ha mentito non è degno di giudicare. Vi prego, signor ministro, di accettare le mie dimissioni. Oh, ma che dite, signor presidente? Ma... Sì, ho mentito, ho insozzato il bianco ermellino della mia toga. Poi? Sì, io. E mi ritirerò in un deserto con mia moglie. Ah, questo poi no. Ecco una cosa che non permetterò mai. Ma caro Tricoin, se tutti i magistrati che mentono dovessero ritirarsi nel deserto, il deserto non sarebbe più deserto. Ma io ho mentito a un mio superiore. Ma allora non c'è niente di male. Chi non l'ha fatto? È una cosa quasi naturale. Caro Tricoin, non è il caso di prendersela così. Che cosa dovrebbero fare gli altri? I vostri colleghi che danno scandalo mischiando le donne con i sacri affari della giustizia. Signor ministro, si tratta proprio di una donna. Ho ricevuto una donna sotto il tetto coniugale. Una donna? Peggio, una cortigiana. Signor ministro, devo dirvi tutto. No, non voglio sapere altro. Ma lasciate almeno che liberi la mia coscienza. Signor Tricoin, vi ordino di tacere. Sono il guardasigilli. Obbedisco. Ma cosa dovete pensare di me? Penso che siete una
delle più belle figure della magistratura francese. Io? Sì, avete spinto l'amore per la giustizia fino alla condanna di voi stesso senza accordarvi le attenuanti. Potrebbe un tale eroismo restare senza ricompensa? No, signor Tricoin. Per questo vi nomino capo del personale del Ministero della Giustizia. Ma è un sogno. No, è la realtà, è la realtà. E adesso andate di là e aspettate. Ma signor Ministro, Oh, giusto voi, siete arrivati a tempo. Accompagnate subito il signor Tricoin negli uffici e presentatelo al personale. A tutto il personale, nessuno accetta. ma signor Ministro, permettete che vi esprima... Dopo esprimerete più tardi. Adesso andate, Sì, il signor personale vi Ministro, attende. grazie, signor Ministro. Attento, sua moglie è nel vostro ufficio? No. Sì, tenetelo occupato, datemi il tempo di farlo uscire. Va bene. Ma voi lo sapevate che vostro marito era a Parigi? No, non sapevo nulla. Appena l'ho visto entrare vi confesso che ho tremato. Oh, per voi, si capisce. Ah, le spille! E non importa, ho fatto da sola. Bravo. È ancora di là. No, l'ho mandato in giro per gli uffici. L'ho nominato capo del personale. Spero che sarete contenti. Io? Sì, immaginate, quando la vostra residenza sarà a Parigi, noi potremo incontrarci ogni giorno, ogni ora. Potrete venire qui quando vorrete. Io venire qui? Ma siete pazzi? Io pazzo? Perché? Se avete nominato Tricoin capo del personale lo troverò sempre qui. Oh già, che idiota! Oh, non ci avevo pensato. Rimandatelo a Grey. Rimandarla a Grey? Impossibile, sarebbe una retrocessione. Ormai non può più che avanzare. E fatelo avanzare allora. Troverete pure qualche altro posto dove sistemarlo, no? Già, non resta che il Palazzo di Giustizia. Lo nominerò presidente della Corte d'Appello. Una bella carriera in 24 ore, eh? Direi. Aspetto il signor Ministro. Vedo, è la tenuta di rigore. Ci sono abituato. Scusate, non avete visto per caso una certa signora Tricoin? Tricoin? Sì, una signora che aveva più o meno il vostro stesso abbigliamento. La signora Tricoin sono io. Voi? Oh, questa poi. Allora sono due. Io sono la moglie del presidente del tribunale di Grey. Allora voi siete la moglie del presidente. Evidentemente. Bene, restate qui, non vi muovete. Perché? Adesso non posso dirvi, ma vedrete voi stessa. Cosa fate? Niente, non ci badate. Saluto un amico. Mi raccomando, non vi allontanate, restate qua. Aspettate un momento, voglio assicurarmi che non ci sia nessuno. Oh! Ancora voi? Ma che diavolo fate? Aspetto, signor Ministro. Ma no, non qui, andate di là. No, l'usciere ha detto di aspettare qui. Ma non vi occupate dell'usciere, via. Fate quello che vi dico io. Sì, Via. signor Ministro. Presto, venite, la strada è libera, potete uscire. Finalmente. Sì, signora, le vostre pratiche saranno sbrigate al più presto, vedrete. Grazie. State tranquilla. Aspettate per più tardi. Voi. Signor Ministro. Voi? Che cosa desiderate? L'usciere mi ha detto che volevate vedermi. Io? Neanche per sogno. Ma domando scusa, signor Ministro, allora deve esserci stato un errore. Infatti, ma visto che siete qui, caro Tricoin, posso annunciarvi che non siete più capo del personale. Me lo immaginavo. No, voi non potete immaginare nulla. Come volete, signor Ministro. Siete promosso. Promosso? Vi ho nominato presidente della Corte di Appello. Io? Ma è possibile? Tutto è possibile. Signor Ministro, ho rifatto il decreto per la nomina del signor Tricoin, direttore del personale. Signor Bienassi, c'è tutto da rifare, tutto da rifare. Ancora? Il signor Tricoin non è più direttore del personale. Sono stato nominato presidente della Corte d'Appello. No, è uno scherzo. Signor Bienassi, io non scherzo mai. Tornate al vostro ufficio. Ma è che... Non una parola di più, andate. Va bene, signor Ministro. Mai più partirò per passi. Presidente di Corte d'Appello, signor Ministro, non so come ringraziarvi. Una promozione così importante in attesa. Ma non dovete ringraziarmi, caro Tricoin. È stato solamente un atto di giustizia e di riparazione. Più la giustizia è tardiva, più deve essere generosa. Signor Ministro? Che altro c'è? Ricordatevi che il Presidente del Consiglio vi attende. Ah, già, è vero, ho avuto tanto da fare questa mattina che stavo per dimenticarmene. Scusate, signora Presidente di Corte d'Appello. Come? Presidente di Corte d'Appello? Una nuova promozione, spero sia l'ultima.
Dov'è il ministro? Ah, è uscito adesso da questa Ma porta. no, non potete raggiungerlo! Qui c'è qualcosa che può interessarvi! Questo è il marito! Ah, rallegramenti. Siete voi il becco. Il becco? Oh, fate finta di non capire. Credete che non si sappia che vostra moglie è l'amante del ministro? Mia E moglie? che si ronzola mezza nuda per il ministero? Ma non dite sciocchezze, mia moglie ha un fleur. Ma insomma, signor ministro! Eccola là, Venite, signori, venite a vedere che cosa accade nel gabinetto del signor ministro. Cosa succede? Oh, adesso capisco perché mi promuoveva. La signora Tricoin è in albergo? Non è ancora rientrata, signore. C'è però la signorina Tricoin. La signorina? Che signorina? La figlia della signora Tricoin. Ah, la signora Tricoin ha una figlia. Bene, le comprerò una bambola. Non credo che si diverta più con le bambole. La signorina Tricoin deve avere già compiuti 18 anni. 18 anni? Ma com'è possibile? La signora Tricoin non ha ancora 30 anni. Come potrebbe avere una figlia di 18 anni? Non so dirvi, signore. La guardia, dov'è la guardia? Quale guardia? Quella che parla inglese. Deve essere qua fuori. Mandatela a chiamare, che venga qui subito. Bene, signore. Signorina, signorina, che gioia ritrovarvi. Very glad to meet you. How are you? Oh, chissà chi ha detto. Oh, ho bisogno di voi. Ai vostri ordini, signore. Sedete qui, sedete qui. E traducete. Ah, che felicità, che gioia di parlarvi. Traducete. Sì, signore. Oh, what a happiness to speak with you. I am very happy to see you again, for I often thought of you. Anch'io sono molto contenta di rivedervi perché vi ho pensato molto sovente. Ha pensato a me molto sovente. Davvero? Ditele che da 10 giorni non vivo più. Ma esagerate, via. Traducete, traducete. Sì, signore. For 10 days I am quite dead. So am I. Anche lei, ma esagera. Oh, cara tesoro mio, vi amo. Ah, questa poi. Ah, prego, traducete. Sì, a signore. lei, a lei. My darling, my sweetheart, I love you. I am a respectable girl. Your intentions aren't honorable. I can't listen to you any longer. Io sono una ragazza molto per bene. Se le vostre intenzioni non sono oneste, non vi ascolterò più oltre. Ah, ma sono oneste. Desidero farvi mia moglie. No, piano, giovanotti. Il matrimonio è una cosa seria, non si può mica prendere così alla leggera. Ah, so bene quello che faccio. Ditele che mi chiamo Ottavio Rasimò e che voglio sposarla. Sì, sì. His name is Octave Rosimond. Will you agree to marry him? I should be happy because he's fine. Che fa, rifiuta? No, accettiamo. Oh, che gioia, sono pazzo di felicità. Ma esagerate sempre. But we must have my parents' consent. My mother just happened to be in Paris. Sì. È necessario avere il consenso dei miei genitori, per l'appunto mia madre è a Parigi. Ah, sì, come si chiama la mamma? È probabilmente come la figlia. Ah, sì, ma io non conosco il nome. Non sapete il nome? No. Ma come, non conoscete come si chiama e volete sposarla? Sì, chiedetele il nome. Sì, sì. What is your mother's name? Ticoint. Ticoint? No, non è possibile. Vostra madre è la signora Ticoint. Yes, Ticoint. La moglie del presidente del tribunale di Gray. Yes, President Green. Oh, misericordia. Ma cosa vi prende? Sono l'amante della madre. No! Sì. E da quando? Da un'ora. Devo tradurre? No, per carità, è spaventosa. Sono cose che capitano. Vuol sapere che cosa avete? Ah, ditele che è la gioia, l'emozione. It's the emotion, the joy, the happiness. Oh, I see. I am too very emotioned. I go upstairs. Poverina, è emozionata anche lei, va in camera sua. Goodbye, Octave. Addio. Addio, amore mio. La figlia. Sua figlia. È finita. Non mi resta che la Senna, buttarmi nella Senna, sì. Sapete nuotare? No. E allora non ve lo consiglio. Oh, guardate chi arriva. Chi? Il padre. Il padre della madre? No, il padre della figlia, il marito della madre. Sono il presidente Tricoen, dov'è mia figlia? Non saprei, signore. Poco fa era seduta su quel divano. È salita in camera sua, signore. È una ragazza veramente straordinaria. Parla un inglese perfetto. Beato voi che la capite. Io sono interprete, permettete, signore, agente Porsche. Ai vostri ordini, signor Tricoen. Come sapete chi sono? Chi non conosce il presidente Tricoen? Forse cercate la vostra signora. Conoscete anche mia moglie? No, non ho ancora avuto questo onore, ma ne ho sentito parlare. Credo che sia andata dal ministro della giustizia. Sapete anche questo? Io so tutto. Sapete anche che sono becco? Come? Lo sapete anche voi? Da mezz'ora. Io
solo da 5 minuti. Come tutto si sa presto a Parigi. E allora, visto che sapete tutto, non ho il diritto di nascondervi il resto. Lui adora vostra figlia di cui non conosceva il nome. Chi? L'amante di vostra moglie. Il ministro? No, il suo segretario particolare, Ottavio Rosimond. Allora ne ha due? Due cosa? Amanti? No! Sì, il ministro e il suo segretario, tutto il ministero. Ah, basta, io non mangerò più di questa pane. Darò le mie dimissioni e subito. C'è da scrivere in questo albergo. Probabilmente nella sala di scrittura, ma se io fossi in voi ci rifletterei. Ah no, basta, è finita una donna che ho tratto dal nulla da una cucina economica. Desiderate qualcosa, signora? Non c'è il portiere? No, si è assentato un momento, se volete dire a me. Sì, avevo un appuntamento con il signor Froman, l'impresario americano. Mi aspettava per l'una. Mancano 5 minuti, siete in anticipo. Sì, lo so, ma prima vado a casa a cambiarmi d'abito. Soltanto volevo spostare l'appuntamento per il pomeriggio. Lo avverto, signora. Grazie. Guardi, è al numero 10, al primo piano. Aspetto la risposta. Ma un momento. Non vi ho detto il mio nome. Non è necessario. Voi siete Gobette del Moulin Rouge. Mi conoscete? Vi ho mirato a teatro. 109 sere di seguito. Davvero? Ero riservato. Simpatico. C'è nessuno? Portiere, portiere! Cucù. Beh, chi è? Indovina. Che? Gobet! Ciao, vecchio orsacchiotto, come va? Prima di tutto vi prego di non chiamarmi vecchio orsacchiotto e vi proibisco di darmi del tu. Va bene, è così che mi accogliete. Beh, così. Desiderate, signore? Ah, fatemi portare questa lettera al Ministero della Giustizia, è urgente. Mando subito. Grazie. Mi pare che non abbiamo nulla da dirci. I miei rispetti. Che bella gratitudine. Dopo tutto quello che ho fatto per voi. Cosa avete fatto per me? Indovinate dove ero un'ora fa? Al ministero, nel gabinetto del ministro. Voi? Sì, io, a pregarlo di dimenticare, perché voi in seguito non abbiate delle noie. Dimenticare che cosa? La notte d'amore passata nella vostra catapecchia. Io non ho passato nessuna notte d'amore. Voi no, ma lui... Sì. Voi, lui, sotto il mio tetto a questa poglia. Stamattina Cipriano voleva ricominciare, ma io mi sono rifiutata come una vera dama. Capite? Sentivo troppo la responsabilità di fare la parte della signora Tricoen. Mia moglie, voi. Ma per forza, ormai avevo incominciato. Ma voi non sapete che cosa è capitato dopo. Figuratevi che ho perduto il vestito. Allora per farmi uscire hanno dovuto spogliare una brava donna che lucidava gli ottoni. Agle! Ma allora è innocente! Oh, povera Agle! Ma che cosa dite? Ma allora io non sono Ma sì, per il ministro. Ma che ve ne importa? Ormai avete avuto la promozione per Parigi? La promozione per Parigi? L'ho avuta per questo? Perché forse il ministro crede che voi, che io... No, io rifiuto la promozione. Come siete grossi. Ma no, salire per mezzo delle donne, questo mai. Io sono un magistrato del vecchio talamo, cioè del vecchio stampo. Ma io non sono mica vostra moglie. Ah già, questo è vero. E nemmeno la vostra amante. Anche questo è vero. Io non sono proprio niente per voi. È vero, voi non siete proprio niente per me. Allora io posso accettare senza vergogna. Anzi, devo accettare. Ma naturale. Oh mio Dio. Un momento fa ho scritto al ministro per dare le mie dimissioni. E non importa, cercate di raggiungere il fattorino, su, via. Sì, ma sbrigatevi, non perdete tempo. Bambinone. Ma che non chiamatemi bambinone. Scusate l'ardire, signora, ma posso chiedervi dove avete preso quest'abito? Vorrei farvi la stessa domanda, signora. Non credo che quello che portate vi appartenga. No, mi appartiene quello che portate voi. Ma adesso capisco. Eravate voi che pulivate gli ottoni al Ministero della Giustizia? Sì, ero io. Scusate, signora, come avete avuto il mio vestito? L'hanno portato poco fa al Ministero dicendo è per la signora Tricoin? Era per me? Vi chiamate Tricoin? Precisamente. E sareste per caso parente del presidente del tribunale di Grey? Parente, sono sua moglie. Sua moglie? Dio mio, ma allora è bigamo! Chi? Mio marito! No! Sono anch'io, la signora Tricoin! Agle, perdonami cara per averti accusata così ingiustamente. Ebbene, non saluti tua moglie? Buongiorno cara, ma non ci siamo già visti al ministero? No, non si tratta di me, ma della signora! Ma io non ho il piacere di conoscerla. Davvero, Bigamo! Bigamo io. Sono 20 anni che io vivo con un bigamo! Agle. Ho capito, non posso più tacere. Signora, lasci correre. Lo vedi che non vuoi che parli? Ebbene, racconterò tutto.
Sono una povera piccola donna. Avevo bisogno di chiedere un grande favore al ministro, ma l'usciere mi ha detto: non è possibile parlare con il signor ministro, non c'è che per la signora Tricoe. E voi avete osato? Sì, ho osato, signora, ma l'ho scontata a caro prezzo. Ah, se sapeste che cosa ha preteso da me il ministro. Vi ha fatto lucidare gli ottoni. Altro che ottoni, ma lasciamo andare. È avvenuta una scena talmente movimentata che misteriosamente ho perduto il mio vesto e così mi hanno dato il vostro. E pensare che tutto questo poteva capitare a me. Agle. Questa è la verità, signora. Potrete mai perdonarmi? Ma che dite, povera figliuola? Figuratevi se io non vi capisco. Gli uomini non sapranno mai di quali sacrifici siamo capaci noi donne. Venite, cara, vi renderò il vostro vestito. Grazie, signora. Però non capisco perché lustrasse gli ottoni in mutande, ma... Che fate qui? Siete incaricato per qualche servizio speciale? Sì, signore, a disposizione del Ministero della Giustizia. Permettete? Agente interprete. Io conosco tutto, vedo tutto, so tutto. Allora saprete anche se la signora Tricoin è in albergo. Tricoin? Non conosco la signora, ma conosco il marito. Sa tutto. Anche lui? È indignatissimo, poveretto, non ha tutti i torti. Venire a scoprire d'un colpo che la moglie ha 2 amanti. Come? 2 amanti? Il ministro della giustizia e il suo segretario particolare. Ah, vi sbagliate, giovano. Il segretario particolare non c'entra per nulla. Altro che se c'entra, me l'ha detto lui in persona. Lui? Oh, eccolo. Signor Ministro. Caro Rosimò. Il ministro? Vi ringrazio per l'informazione che mi avete dato. Dirò al prefetto di polizia di darvi una gratificazione. Signor Ministro, io vorrei dirvi... No, mi avete già detto abbastanza per quest'oggi. Andate, andate. Mio buon Rosimò, mi siete molto affezionato, non è vero? Signor Ministro, io vi devo tutto. Sono felicissimo di sentirmelo dire. Anch'io vi devo qualche cosa. Che cosa? Le corna che mi avete messo con la signora Tricoin? Signor Ministro, perdonate, ho perduto la testa. È stato un momento di follia, ma se sapeste come, lo pagherò caro. Lo pagherò per tutta la vita. Cosa vi è successo? Avevo incontrato una donna, me ne ero innamorato subito. Era la donna del destino, la donna della mia vita. La signora Tricoin? No, no, la figlia. La figlia della signora Tricoin? Ma quanti anni ha? 18. 18 anni? Ma è impossibile, troppo giovane per avere una figlia di 18 anni. Eppure ce l'ha, è spaventevole, tragedia greca. Ho amato la madre e la figlia, le ho perdute tutte e 2. Non mi resta che la legione straniera. Oh, via, non drammatizzate. Adesso capisco perché ci tenevate tanto che il signor Tricoin fosse nominato a Parigi. Signor Ministro, è un'ora che vi corro dietro. Sono stato all'Eliseo, al Consiglio dei Ministri, eravate appena uscito, allora sono corso dietro la vostra vettura. Che cosa volete? Farvi firmare il decreto per la gazzetta ufficiale. Signor Benassi, c'è tutto da rifare, tutto da rifare. No! Come no? Il signor Tricoin non è più nominato a Parigi, preferisce rimanere a Gré. Ma signor Ministro, io... Beh, che c'è? Avete qualche cosa in contrario? Beh, allora andate di là. Troverete tutto il necessario per scrivere. Sì. Andate? Sì, signor Ministro, sì. Ormai si saranno già sposati. Ma come? Il signor Tricoin preferisce rimanere a Grey? Il signor Tricoin sa tutto. Potete immaginare le conseguenze. Protesterà, vorrà vendicare l'onore offeso. Sapete come sono pedanti gli uomini onesti. Scoppierà uno scandalo, ci saranno interpellanze al Parlamento, il ministero sarà rovesciato, la Repubblica sarà in pericolo e tutto questo per una donna. Ah, no, signor Ministro, non accadrà nulla. Assumerò io tutta quanta la responsabilità e vedrete che... Oh, ecco il signor Tricoin. Permesso. Signor Ministro. Signor Tricoin. Buongiorno. Buongiorno. Tengo a dichiararvi che non c'è che un solo colpevole. Io. Colpevole di che, signore? Ma allora non sa niente. Pare di no. E cos'è che dovrei sapere? Niente, una piccola sorpresa. Ho cancellato dal decreto il nome del signor Tricoin che rimane a Gré. Come? Rimango a Grey? Era questa la sorpresa? No, ma non gli date retta. Ma come, io... Voi non sapete quello che dite? Ma voi stesso mi avete detto, signor Ministro, poco fa che il signor Tricoin preferisce rimanere a Gré. Come io preferisco rimanere a Grey? Ma neanche per sogno. Avete sentito? Voi state sognando. Ma io me ne appello al signor Rosimon. Io ho mai sentito una cosa simile. Vedete, signor Presidente? Ecco il livello dei nostri funzionari. E questo è uno dei migliori. Capisce sempre il contrario di quello che gli si dice. Signor Ministro, io... No, su, andate a preparare il decreto. Ancora? Andate. Andate? E andate? Arriverò in tempo per il divorzio. Ho sentito che la signora Tricoin è a Parigi. È di passaggio, ma è già ripartita. Quest'ora si trova in treno diretto a Honfleur. Ma... Eccola là. Non capisco. Signor Ministro,
E il signor Rosemont, che bella sorpresa. Ma non eravate partita per un fleur? Un fleur? E dov'è? Nel Calvados, per Pasqua dello zio Milleferre. Sì, ho perso il treno. Ah. Stanno aspettando lì di sopra, caro. Io, permettete, signor Ministro, io vado... Prego, prego. Grazie, signor Ministro. Permettetemi di rallegrarmi che abbiate perduto il treno. Questo contrattempo mi ha permesso di vedervi ancora e di presentarvi i miei omaggi. Grazie, signor Ministro. Grazie. Signorina Gobet, ho avvertito l'impresario Froman che passerete da lui nel pomeriggio. Gobet? Ma che dite, questa è la signora Tricot? Ma no, la signorina celebre Gobet del Moulin Rouge. Davvero? È inutile negarlo. Oh, ma allora non è sua madre, non è vostra figlia, niente tragedia greca. Oh, finitela con la vostra tragedia greca. Andate dalla vostra fidanzata, su. Sì, Andate. grazie, signor Ministro. Andate Permesso, pure signora. Avete voluto divertirvi alle mie spalle, a quanto pare, eh? Non la prendete sul tragico, signor Ministro, è stato un caso. Ero da Tricot quando siete arrivato. Mi avete preso per la presidentessa e io non ho voluto disingannarvi. I miei complimenti. Siete di prima forza. In quanto a lui, alla più bella figura della magistratura francese. Ecco, signor Ministro, il signor Tricot è nominato a Parigi. Parigi? Il matto? Il signor Tricot è destituito, rifate subito il decreto. Ah, no! Come? No, ne ho abbastanza. Signor Bienassi, me lo avete fatto rifare 8 volte da questa mattina. Ho perduto 3 treni, forse a quest'ora mia moglie mi aspetta dinanzi alla stazione. Signor Bienassi, dimenticate con chi parlate? Sono il guardasigilli. Signor Ministro, ho anch'io la mia dignità e vi presento le mie dimissioni. Ecco il vostro decreto, rifatelo voi, fatelo rifare da chi volete, come volete e dove volete. Io sono un libero cittadino e ho l'onore di piantarvi. Ecco che cosa è ridotta la nostra disciplina. Va bene, lo correggerò io. Ma no, non c'è niente da correggere. Avete ancora il coraggio di parlare, dopo avermi offeso, schernito, ridicolizzato. Offeso, ridicolizzato, ingrato. Ricorda quando abbiamo spento la candela insieme? Hai preso la mia mano, t'ho dato le mie labbra. Non ti è piaciuto forse? Beh, sì. E beh, non ti pare che questo ricordo meriti un po' di indulgenza? Sì, lo lascerò a Grecia. Quando mi hai preso tra le tue braccia, quando hai scoperto il mio neo. Va bene, lo trasferirò a Vasul, ma non chiedermi di più. E il risveglio. Albeggiava appena, ti ricordi quando tu mi hai detto... Ti debbo la più bella notte della mia vita. Mentivi forse? No, ma perché ricordarmi tutto, Gobet? Perché? Perché non possiamo dimenticarlo? Perché è un bel ricordo che dobbiamo a quel povero Tricot. Merita la nostra gratitudine. Ebbene, andrà a Tours. Oh, Cipriano, non ti pare che io valga più di Tours? Blois? Una notte insonne. Versailles. Oh, pensa all'ultimo momento, al momento prima di lasciarci. Eri così triste, poverino, così infelice all'idea di lasciarmi. Hai pianto. Hai ragione. Parigi vale bene una lacrima, è vero? Oh, bravo. Così mi piaci. Sei meglio che un gran ministro. Sei un tipo chic. E tu sei un demonio. E pensare che tutto questo poteva capitare a me.